quindi è il restauro della Meridiana della chiesa di San Giacomo di Alto, siamo a Venezia. E tutto parte da un articolo letto nel Gazzettino, siamo 5 anni fa, quindi nel 2019, a ottobre, dove ho letto: a San Giacometto arrivano i banner, così il campanile sarà restaurato. Il campanile, questo è quello del 1400, e alla fine dell'articolo c'è scritto: nel progetto il recupero della meridiana dell'abside. Allora, due notizie della chiesa. Questa è la chiesa più antica di Venezia. Si narra che sia stata fondata nel 421 e poi consacrata nel 422 d.C., presenti 4 vescovi, quello di Padova, di Altino, di Treviso e Oderzo, e in quell'occasione il vescovo Ilario di Altino giunse a Rialto con una importante reliquia di San Giacomo Apostolo, il suo braccio destro. La reliquia era stata consegnata a Gerusalemme nel 375 da San Girolamo al vescovo Altinate Eliodorio, e successivamente nel 635 venne trasportata ad Altino a Torcello. 2 anni fa, il 22 maggio del 2022, la reliquia è stata traslata da Torcello, è un'isola Torcello antica, per essere definitivamente esposta nella chiesa a lui dedicata, e quindi può essere visibile, la vedete qui sulla destra. La chiesa dal 1932 è in uso perpetuo all'Arciconfraternita della Misericordia, e noi abbiamo contattato il presidente della confraternita. Grazie al presidente è stato possibile quello che si è realizzato per la sua caparbietà, e lui aveva, intanto vi faccio vedere dove si trova, ecco la Meridiana. Qui è una foto fatta dal ponte di Rialto verso il mercato. La Meridiana è questa qui, e queste erano le condizioni nel 2019. Quindi noi ci mettiamo in contatto con il presidente e chiediamo informazioni. Pensavamo che avessero già tutto un progetto definito, invece il suo era un proposito di restaurare questa Meridiana, ma non sapeva come fare. Aveva solo un'informazione, diceva che c'era una curva a forma di 8. Quindi le settimane seguenti ci rechiamo in una famiglia che abita lì a Rialto, che aveva un bar, diciamo, sotto lì nella ruga degli Oresi, quella degli Orefici, e ci mostra questa fotografia d'epoca. E è una foto negli anni 90 dell'Ottocento, dove qui si vede la Meridiana, e questo è un ingrandimento che abbiamo fatto. Poi è stato rettificato perché, diciamo, l'angolo era un po'... e dove si vede l'ognomone e questa curva 8 con i mesi. Quindi avevamo capito almeno il periodo storico in cui si inquadrava questo, perché una meridiana così poteva essere una meridiana anche del 500, 600, 700, quindi iniziano un po' le ricerche. Una prima ipotesi, ci siamo basati sulle meridiane a tempo medio che c'erano in zona. Questa si trova a Villa Foscarini, diciamo lungo la riviera del Brenta, ed è del 1874, e i due autori, Milosevic e Zambelli, erano professori al Regio Istituto di Marina Mercantile di Venezia. Un'altra meridiana si trova nell'isola di San Francesco del Deserto, ed è del 1887, quindi ci eravamo inquadrati più o meno sugli anni 1870-1880. La prima cosa che è stata fatta dalla foto d'epoca, corretta prospetticamente. Sono state ricavate le dimensioni del riquadro, quindi 2 metri per 3, l'altezza della lemniscata che era circa 1,70 m, un diametro del piattello 12-15 cm e un foro, diciamo, intorno ai 2 cm.
Abbiamo fatto una misura molto veloce della declinazione, era intorno ai 60 gradi est, quindi abbastanza declinante. E abbiamo stimato una distanza ortostilare di circa 45 cm. È stato quindi fatto un primo modello tridimensionale virtuale utilizzando l'equazione del tempo del quadriennio 1880-1883, perché lì avevamo individuato quel periodo. E a seguito di questo è stata presentata una prima relazione alla soprintendenza. Esisteva già un cantiere perché c'era il restauro dell'orologio, quindi è stata fatta questa relazione per far conoscere, diciamo, l'esistenza di questa meridiana e di un possibile suo eventuale restauro. Le ricerche d'archivio continuavano, ma ancora non avevamo notizie dell'autore e neanche della data. Da terra non si vedeva nessun segno. Però abbiamo trovato in una guida del 1937 la scritta: nell'abside v'è una precisa meridiana che una recente impiagatura venne deturpata. Quindi viene presentata una seconda relazione alla sovrintendenza per installare un ponteggio per accedere e quindi eseguire dei sondaggi. Perché l'idea della sovrintendenza era che se troviamo qualcosa si sistema, se non si trova nulla non si fa nulla. Quindi misuriamo, abbiamo 2 metri per 3, della lemniscata non c'era nessun segno, c'era solo una piccola incisione attorno, diciamo, nelle zone delle iscrizioni di maggio e giugno, nient'altro. Queste erano le condizioni: c'era l'ognomone mancante del piattello e questa è la linguetta che aveva 2 fori ostruiti dalla ruggine dove stava il piattello. Con i rilievi geometrici fatti sul ponteggio perfezioniamo il modello virtuale, e quindi con un'altezza della lemniscata di 175 cm misuriamo con Nomolab la declinazione della parete 58,7, perché ancora non era possibile determinare la declinazione della parete. Questa è una sovrapposizione tra la foto della lemniscata e la lemniscata virtuale che avevamo costruito. E qui la vedete nelle 4 posizioni: a maggio, poi abbiamo giugno e dicembre. Notate la forma allungata usando un piattello circolare. E su questo sarà un motivo di discussione successivo. Viene quindi, dopo, a seguito di un incontro con la sovrintendenza, abbiamo convinto la sovrintendente, molto sensibile, che questo era uno strumento scientifico, non era un quadro, un dipinto, no? E quindi lei ha detto: presentate qualcosa e vediamo se decidere di sistemarla, di realizzarla oppure no, di ripristinarla. La sovrintendenza era molto sensibile, diciamo, all'inserimento nel contesto, non doveva essere una cosa nuova, ma doveva inserirsi in modo armonico. Questa era una cosa sulla quale erano molto sensibili. Quindi il 2 settembre del 2022, quindi c'era il periodo del Covid, quindi siamo riusciti a fare le misure, diciamo, della declinazione. Però erano affette, diciamo, da molte incertezze, perché la parete aveva delle avvallature, era inclinata, misuriamo, era anche leggermente inclinata verso fuori, poco, però non da trascurare. Misuriamo una declinazione di 56,3 e una inclinazione verso l'esterno di 0,3 gradi. Quindi con questi dati è stato perfezionato il modello virtuale e ciò ha permesso di rilevare che l'inclinazione della parete, seppur piccola, era molto sensibile, perché la parete era molto declinante e quindi soprattutto nei mesi estivi questo poteva creare delle fuoriuscite dalla curva. Comunque questi rilievi erano ancora provvisori, perché la parete era ancora in questo stato che vedete. Fortunatamente
nell'ottobre del 2022, a seguito di molte ricerche, troviamo nella Gazzetta Ufficiale di Venezia del 25 ottobre 1861 il dottor Nicolò Rizzo, l'autore della relazione sull'attore di San Marco, racconta la storia, chi era l'autore, e mette dei dati mnemonici importanti. Per noi questo è stato veramente importante. Leggo, diciamo, velocemente. Il nostro concittadino Giuseppe Cocconi, educato a buoni studi ed istituito nelle scienze fisiche e matematiche dallo stesso suo padre, già professore di algebra, geometria e fisica nel Regio Liceo di Udine, pubblicava con la stampa fino al 1859 2 relazioni. Aveva fatto gli anni prima 2 relazioni, una teorica e una pratica, intorno alla misura del tempo, allo scopo di dare un'idea a chi non avesse delle differenze che passa tra il tempo vero e il tempo medio, già che appunto nel mese di giugno di detto anno era stato sistemato l'orologio della piazza, no? E che veniva regolato a tempo medio, quindi la meridiana si inserisce nel contesto di introduzione del tempo medio a Venezia, non era fatta così a caso, per servire poi di norma a tutti gli altri pubblici. Luigi Giuseppe Cocconi, la ricerca nacque a Udine nel 1810 da Francesco Cocconi e morì a Venezia nel 1864. Era una specie di curatore, agente immobiliare, questo è il suo padre era nato a Venezia e ricoprì la carica di capitano, di architetto presso l'Arsenale, e poi venne trasferito qui a Udine come capitano da Gallia Boschiva, cioè addetto ai boschi. E poi fu il primo reggente del liceo di Udine, quindi una persona importante. Morì poi a Venezia nel 1952. Ok, allora vado avanti. Ecco, lui fece ben 9 anni prima un'altra meridiana, sempre a tempo medio, lì a Venezia, che la vedete qui, in un edificio pubblico. Abbiamo trovato che, fortunatamente, la figura, lui diceva nell'articolo, era alta 1,75 m, proprio come noi avevamo misurato. E poi disse che non tracciò la linea del mezzogiorno vero per non fare confusione. Fece proprio solo la lemniscata. Ecco, questo articolo e anche la declinazione che lui misurò era praticamente quella che avevamo individuato. Non si parla di inclinazione verso l'esterno, quindi non considerò questo, però per noi fu fondamentale, diciamo, metterlo. Ecco, questo articolo ha permesso di inquadrare, collocare lo strumento ben circa 20 anni prima rispetto al quale avevamo pensato, e quindi di ipotizzare, diciamo, un'altra soluzione. Adesso lascio la parola a Marco che vi spiegherà il restauro vero e proprio. Grazie. Successiva, sì. Ah, ok. Sì, è solo le ultime pagine. Sì. Allora, vediamo un attimo che recupero questo. Sì. Sì, ripristino allora adesso. Praticamente Renis vi ha spiegato qual è stato il processo che ci ha permesso alla fine di scoprire che Giuseppe Cocconi aveva realizzato questa lemniscata. La tabella che lui usò per realizzare la meridiana era la tabella che lui aveva pubblicato l'anno prima per conto proprio, che poi viene riprodotta nel testo di Nicolò Rizzo del 1860, ed è esattamente questa, perché abbiamo la certezza che è questa che venne usata, un po' perché sappiamo che era l'unica che ha fatto lui, e un po' perché lo dice in un articolo successivo del 1862, da dove si capisce chiaramente che è stato lui, ha voluto utilizzare i suoi dati per fare in modo che la meridiana a Rialto riscontrasse l'orologio della torre in piazza San Marco,
perché i due posti erano i due posti più importanti della città e serviva un riscontro perché l'orologio meccanico di Rialto era sempre in grave difficoltà, era continuamente, perennemente in difetto, in avanti o indietro di tempo. Quindi serviva una segnalazione per quella zona che permettesse alla gente dotata di un orologio di regolare il proprio orologio, e lui quindi propose questa meridiana e utilizzò la sua tabella. Come fu redatta la sua tabella? C'è scritto sotto: è stata dedotta dall'effemeride di una serie di anni intermedi a 2 bisestili tratte dal giornale astrometeorologico che si stampava a Padova sotto la direzione prima di Toaldo e poi di Santini, e poi anche dalle effemeridi dell'annuario dell'Imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale che si stampava a Firenze. Lui praticamente ha preso gli anni, ha preso le tabelle di quegli anni, degli intermedi bisestili che chiaramente, come la maggior parte di noi sa, sono un po' medi a loro volta rispetto all'andamento quadriennale dell'equazione del tempo. Quindi faceva una media delle medie sostanzialmente per avere un dato il più possibile costante, il più possibile medio. Questo è il testo di Antonio Cagnoli, che è un astronomo a cavallo tra 7 e 800, che è stato il riferimento di Cocconi per attivare questo metodo, perché infatti diceva la variazione relativa è la minima nelle annate ugualmente distanti da 2 bisestili. Quindi Cocconi, che sappiamo aver consultato a fondo questo testo, deve aver preso l'idea di calcolare la sua equazione del tempo in questo modo proprio dal testo di Cagnoli. Noi abbiamo preso la sua equazione del tempo, abbiamo cercato di capire un po' più in dettaglio come era strutturata, abbiamo messa a confronto sia con le pubblicazioni del giornale di Padova, sia con l'annuario fiorentino, e l'abbiamo messo in confronto con i dati che fornisce Horizons, che molti di noi usano per avere, come dire, un riferimento, perché Horizons del Jet Propulsion Laboratory della NASA è lo strumento forse più preciso a disposizione che abbiamo per le effemeridi. E i risultati sono chiari, non ci dilunghiamo, le due pubblicazioni sono molto precise, sono molto simili tra il giornale e Horizon, vedete che lo scarto è... quindi erano 2 pubblicazioni affidabili. La tabella dei Cocconi è leggermente meno precisa ed è stata presa solo, noi abbiamo preso gli anni intermedi bisestili, che erano disponibili perché il giornale di Padova terminò le pubblicazioni nel 48 e quindi lui aveva disponibili solo gli anni dal 34 al 46. La sua tabella è molto simile perché 2 secondi di scarto in un'equazione del tempo non è niente sostanzialmente, per realizzare una meridiana sicuramente non è niente. Ha un minuto. Quindi ho finito, praticamente i lavori di restauro iniziano definitivamente con un'iniezione di resina nel novembre, a febbraio dopo l'inverno si restaura finalmente l'intonaco, purtroppo l'ognomone che era ancora su viene sganciato perché non era solido e viene rimesso. Fortunatamente noi avevamo calcolato, misurato precisamente la posizione e l'orientamento e attraverso un supporto siamo riusciti a rimetterlo praticamente nella stessa identica posizione. Il 2 marzo rimettiamo appunto su l'ognomone con la resina epossidica e il 3 marzo viene il fabbro e installa con 2 ribattini il piattello ovale. Il piattello ovale, anche questa è un'idea che viene sempre dal testo del Cagnoli, perché il Cagnoli lo dice esplicitamente che se si vuole ottenere un'ombra più tonda quando la parete è molto declinante, quando l'ombra è molto lunga, conviene usare un piattello ovale. Tra l'altro esiste anche un'altra foto, eccola qua, questa è un'altra foto, in cui si vede chiaramente che il piattello sembra ovale. Noi nelle ricostruzioni tridimensionali che abbiamo fatto notavamo che l'ombra era troppo lunga se usavamo un piattello tondo, per cui abbiamo dedotto che, insieme alle informazioni che abbiamo ricavato dal Cagnoli, che doveva essere per forza ovale, e questa fotografia ci dava un'ulteriore conferma della nostra idea e quindi l'abbiamo installato ovale. E questo è il testo di Cagnoli che appunto dice la figura ovale della lamiera ha per scopi di conseguire l'ombra rotonda e spiega appunto che conviene farla ovale se poi l'ombra più tonda. Ed è conveniente perché essendo molto lunga, soprattutto al solstizio estivo, rischiava di essere difficilmente leggibile, invece rendendola ovale è un po' più leggibile.
Qua si va direttamente alle fasi finali del restauro. Il 3 marzo abbiamo fatto la declinazione che tra vari tentennamenti alla fine è arrivata a essere leggermente più bassa, cioè 56,2 e 0,18 l'inclinazione che abbiamo dovuto tener conto. Qui abbiamo fatto le verifiche, abbiamo avuto inizialmente appunto dei piccoli problemi con la declinazione un po' più alta e quindi l'abbiamo abbassata. Poi il 13 marzo abbiamo fatto l'ultima verifica, questo è lo spolvero, questo è ancora il punteggio. Il 17 marzo abbiamo controllato che eravamo abbastanza precisi e questo è il risultato finale. La meridiana, la zona ricostruita, come vedete è estremamente essenziale, non c'è niente. In origine c'erano i 4 segni zodiacali ma non sapevamo come erano fatti, per cui anche se sapevamo che andavano più o meno in queste posizioni, però noi abbiamo, si intendo dire, i 4 segni zodiacali dell'equinozio e solstizio ovviamente. Abbiamo fatto una verifica velocissima, calcolando la differenza, la meridiana segna il tempo medio di Venezia a metà 800, non segna quello attuale, perché abbiamo usato l'equazione del tempo dell'epoca. E quindi sono queste differenze, questi sono gli istanti in cui doveva passare, perché in realtà l'istante del tempo medio a Venezia oggi è questo. E il risultato è, insomma, questo è il 21 marzo e il 19 giugno, come vedete, insomma, siamo stati abbastanza contenti del risultato. L'unico con un minimo di problema è stato questo. In settembre in questa zona noi avevamo appoggiato anche una livellona da 2 metri e effettivamente c'era una piccola rientranza. Grazie. E quindi qua finisce, e questo è il risultato finale. Grazie.